nei locali della chiesa della Madonna della Navicella di Sottomarina e siamo in compagnia del cappellano della parrocchia, che però è anche il responsabile della pastorale giovanile. Don Angelo Lazzarin, ben trovato. Grazie, ben trovata anche a lei, anche a te, lei, tu, non so bene. Comunque iniziamo dicendo che sono molto contento della vostra presenza qui e della possibilità di poter dire due parole anche dell'attività che i giovani svolgono all'interno della nostra diocesi. Questo è un incarico che ti è stato dato circa un anno fa. Come l'hai vissuto? È stato un momento molto impegnativo perché sapevo che era un incarico molto difficile, ecco, che richiede tanta attenzione e tanta concentrazione, però ecco, dopo con l'aiuto di tanti ho potuto anche sperimentare cose molto belle, vedere quanto bene i giovani e tutti coloro che si occupano della pastorale giovanile stanno facendo nella nostra diocesi. Allora, ci puoi fare un po' un quadro delle attività che la pastorale giovanile segue? Io so che qui, per esempio, c'è una situazione particolare perché potrebbe essere quasi un po' un esempio, no, da sperimentare anche altrove, questo della Madonna della Navicella. Sì, quando siamo arrivati qua abbiamo trovato un lavoro fatto molto bene dai frati in precedenza e quindi una realtà post-cresima molto significativa. Ci piacerebbe, ecco, appunto, che tutta la diocesi potesse avere un'attività giovanile che andasse oltre anche la cresima. Sappiamo quanto sia difficile lavorare con i ragazzi che hanno finito la cresima perché misteriosamente dopo quel momento se ne vanno. Però ho visto Buon Pastore, ho visto i Salesiani, sto vedendo molte realtà che anche a Cavarzere con i Canossiani che stanno facendo un lavoro molto interessante. I frati qua alla Navicella sono riusciti a realizzare delle attività molto significative che stanno dando continuità al dopo cresima, con animatori, con educatori che danno molto tempo, che danno molto spazio ai più piccoli perché possano incontrarsi con il Signore. Ecco, infatti l'età un po' critica è proprio quella, no? Sui 13 anni, 12-13 anni uno comincia a vivere un momento particolare che può magari anche trasformarsi in un disagio. Quello è il momento proprio da cogliere, forse. Esattamente, è un momento da non perdere, è il momento in cui non dovrebbero scappare dai posti più tranquilli. Noi però vediamo che i genitori ci tengono, i genitori vorrebbero che i ragazzi avessero dei posti, dei luoghi dove poter crescere, dove poter passare questo periodo di conflitto, di difficoltà e quindi abbiamo anche l'appoggio dei più grandi. Si tratta soltanto di trovare le strategie giuste perché non scappino, perché ecco, non trovino altrove qualcosa di più significativo. Voi avete gruppi che quindi vanno dai 13 anni ai 19 circa, quindi dalle medie all'università, a grandi linee. E questi gruppi vengono ovviamente sostenuti e accompagnati da degli animatori. Ma che cosa si fa in pratica? Gli animatori danno il loro tempo per due cose sostanziali, quello di formarsi personalmente, formarsi loro, quindi nei gruppi di appartenenza a seconda dell'età, e poi del tempo per poter formare gli altri più piccoli. Saranno i 17enni, i 18enni, gli universitari che si preoccuperanno di prendere i ragazzi che hanno appena terminato la cresima e di portarli piano piano avanti finché diventeranno loro stessi animatori. Quindi due momenti forti in cui si preparano e donano quello che hanno ricevuto nella formazione. Gli incontri come avvengono? Gli incontri avvengono normalmente come un'ora di catechismo in cui ci sono 2 o 3 momenti fondamentali, il momento catechetico strettamente legato alla parola di Dio, poi qualche riflessione un pochettino più allargata e delle dinamiche, delle attività, dei giochi che permettano ai ragazzi di apprendere quanto è stato loro consegnato attraverso la parola di Dio e le riflessioni anche dinamicamente, mi pare si dica così. Senti, io girovagando un po' qui per i locali, per il tuo ufficio, ho visto una foto che mi ha colpito. È quella di una ragazza, Chiara, ce ne vuoi parlare? Chiara Luce è morta a 19 anni, quindi sa bene che cosa vuol dire l'età dell'adolescenza. Benedetto XVI in settembre, mi pare più o meno, l'ha dichiarata una giovane che può essere presa come esempio perché ha vissuto bene evangelicamente il periodo della malattia. E quindi, poiché ha un'età appunto da adolescente, da giovane, possiamo chiedere a lei spesso, posso chiedere a lei spesso
che interceda perché questi ragazzi si incontrino profondamente con il Signore. E allora andiamo a conoscere alcuni di questi ragazzi. E questi sono proprio alcuni degli animatori della parrocchia della Madonna della Navicella. Mattia, che ha quanti anni? 19. Allora, da quant'è che sei animatore, Mattia? Allora, è dal 2008, sono 2 anni e forse 3-4 campi. E come mai sei diventato animatore? Qual è stato il tuo percorso? Diciamo che mentre ero già animato mi piaceva molto vedere gli animatori più grandi come io facevo. E dopo, una volta arrivato a essere animatore, a far parte degli animatori, diciamo che è come una passione, come magari per gli sport o altro. E tu vieni qui tutti i giorni? Beh no, tutti i giorni no, vengo qui per preparare gli incontri, abbiamo incontro con Don Angelo e quindi saranno 2 giorni. In tutto sono veramente tanti, sono una settantina i giovani. Abbiamo anche 2 animatrici qui con noi, Laura e Giorgia. Laura, quanti anni ha? 17. 17 anni. Quando è che sei diventata animatrice? Quest'anno? Sì, sono nuova come animatrice. Seguiamo un percorso e quest'anno sono diventata animatrice. Mi trovo bene e sono contenta di aver fatto questa esperienza. Spero continuerà e che continueranno anche i miei animati, perché spero che la mia passione si trasmetta anche a loro. La sento veramente appassionata. Giorgia, sempre 17 anni, animatrice da quando? Da quest'anno anch'io, insieme a Laura e insieme ad altri nostri amici, insomma, della nostra età, abbiamo iniziato questa avventura, si può dire, seguiti da Don Angelo e da altri animatori più grandi di noi, e io ho scelto di iniziare questo cammino appunto per instaurare anche un clima di amicizia con questi ragazzi, perché oltre ad essere delle guide per loro, il nostro rapporto è anche di amicizia, non solo di guida, cioè non ci vedono soltanto come dei grandi. E quindi anche nei campi, magari nelle vacanze che facciamo insieme, sempre di più impariamo a conoscerli. Imparate a dare quello che voi avete ricevuto. Esatto, impariamo a dare quello che noi abbiamo ricevuto allo stesso modo appunto di loro. Qualche problema, qualche dubbio, qualche ostacolo lungo il percorso? No, anche se diciamo nella società di oggi si dà per scontato queste cose, ma in realtà penso che siano fondamentali, anche perché ti riempiono di gioia, cioè ti fanno sentire pieno. C'è un messaggio che vorresti in qualche modo lanciare? Lo chiedo a Mattia, ma poi è un messaggio che insomma chiedo a tutti voi, ai giovani. Beh, soprattutto a quelli più piccoli, diciamo di intraprendere questa strada e continuarla, perché comunque è un bel ambiente anche quello della parrocchia. Adesso è più facile restare con gli amici fuori, andare in giro, divertirsi, ma anche qua ci si diverte, è un divertimento diverso ma ci si diverte lo stesso. Li abbiamo sentiti questi giovani animatori e sono molto molto motivati. Don Angelo, che dire, insomma, la pastorale giovanile ha davanti a sé delle buone prospettive. Ha delle buone prospettive e ha il desiderio insomma di crescere in qualsiasi attività, in qualsiasi ambito e ci siano dei giovani. Il desiderio è che ogni parrocchia, anche dove magari è più difficile perché ci sono meno giovani, insomma, possano crearsi dei gruppi in cui ci sono animatori, educatori che danno la prospettiva futura ai ragazzi più piccoli. Adesso invitati dal nostro vescovo Adriano, stiamo cercando di aiutare gli educatori, questi più grandi, gli animatori, ad incontrarsi anche con la parola di Dio in modo tale che la loro formazione non sia soltanto tecnica ma sia anche spirituale, interiore. Stiamo facendo degli incontri quasi mensili, ogni 2 mesi insomma, perché ogni giovane che fa questo tipo di servizio, questo tipo di ministero possa incontrarsi, possa conoscere più da vicino la parola di Dio che è guida, che è luce nel nostro cammino, nel cammino anche difficile della crescita di ogni giovane. Alla fine l'ultima sono delle lezio, degli incontri meditativi. L'ultima sarà fatta dal nostro vescovo che darà l'input
anche per vivere con profondità la GMG, l'incontro che faremo in estate con il Santo Padre a Madrid. Speriamo che tutti possano aderire, i giovani della diocesi, perché questa esperienza ci faccia crescere e faccia diventare sempre di più animatori nel nome del Signore. Grazie mille Don Angelo Lazzarin, grazie anche alle animatrici e agli animatori che abbiamo conosciuto, che sono veramente animati da un bellissimo impegno. Buon lavoro. Grazie infinite, ciao a tutti, a presto.